Questa sera siamo qui nella sede della Proloco Carpanea per dare inizio a un progetto che ci piacerebbe vedere realizzato. Naturalmente qui con me questa sera ci sono vari attori di più comuni che saranno partecipi a questo progetto. Noi lo facciamo soprattutto per dare un po' di vitalità al nostro territorio, che è proprio di campagna, e cerchiamo di invogliare attraverso anche a queste iniziative proprio il turismo rurale, perché noi di altro non possiamo occuparci che di turismo rurale. Stefano De Pietra, ingegnere del Consorzio di Bonifica ora Veronese, ex Valli Grandi. Io sono dirigente dell'area chiamata Territorio Ambiente e quindi si occupa un po' di valorizzazione anche del territorio. Ci occupiamo in questo contesto anche di favorire la progettazione di piste ciclabili nelle varie tipologie. Abbiamo anche realizzato in passato quelle che sono le piste attualmente utilizzabili nel nostro territorio, lungo l'Adige, lungo il Bussè, lungo il Benago. Quindi questa che ci proponiamo di progettare o di valorizzare in questo contesto è importante per il futuro, perché permette un collegamento che oggi non esiste tra il nostro territorio e quello del centro della regione Veneto. Gianpietro Bernardi, rappresentante dei turisti di Casareone. Noi da diversi anni, quando organizziamo la nostra manifestazione i primi di ottobre, abbiamo recuperato tratti del percorso ferroviario appunto, che attraversa i comuni di Casareone e della Treviso Stiglia. E quindi sarebbe nostra intenzione recuperare il più possibile, non solo per i polisti domenicali, ma anche appunto per poter fare una pista ciclabile che sostituto il tracciato. Clara Scapin, consigliere provinciale. Mi sono già occupata nel 2000 con una mozione che ho presentato in Consiglio provinciale proprio, e qui dopo ve la illustro. Ho fatto un'interrogazione sulla pista ciclabile e ciclopedonabile Treviso e Stiglia, per capire come mai la nostra provincia di Verona fosse l'unica di tutte le 4 province del Veneto a non aver ancora preso nessuna iniziativa per far partire questo progetto. Buonasera a tutti, io sono Benedetto, un architetto, e ho fatto la mia tesi laurea a Venezia proprio sul recupero dello Stiglia Treviso come percorso cicloturistico per valorizzare un territorio compreso all'interno della campagna veneta, che si trova un po' ai margini delle varie province, quindi un po' abbandonato, diciamo, dallo sviluppo che ha invece dominato altri percorsi, cioè quello costiero, quello della pedemontana, e lungo i grandi corsi principali del Po, Adige, Brenta e del Piave. Presente, sono il pilota lavoro che è del Padovano. Come Paolo, sono il pilota lavoro del Comitato Stiglia Ciclabile di Curtarolo nel Padovano. Il comitato si è costituito 9 anni fa ormai, proprio per cercare di attuare questa pista ciclabile sulla ex ferrovia Treviso-Stiglia. La provincia voleva farne una superstrada, usarne dei pezzi per fare una superstrada. Si è costituito questo comitato che ha battagliato parecchio per qualche anno e siamo riusciti a ottenere la pista ciclabile. L'anno scorso è stato inaugurato un primo tratto, quest'anno dovrebbe essere inaugurato il secondo tratto della zona padovana. Il successo della pista è stato al di là di qualsiasi più rosea aspettativa. È chiaro che l'importanza di questa pista sta nel poterla realizzare tutta, da Treviso ad Ostiglia, altrimenti resta un moncone, resta una pista locale, no? Molti puntano sullo sviluppo turistico, sull'indotto che può creare questa pista, ma lo può creare se è lunga 110 km. Se è lunga 40 km non è la Dobbiaco Linz. A Dobbiaco c'è il turismo, la pista è un di più, per cui io mi trovo in vacanza, faccio anche il giro in pista. Nelle nostre zone non c'è questa grossa vocazione turistica, per cui la pista deve diventare lei il fattore trainante, ma può diventarlo se riusciamo a, tra virgolette, venderla bene, attraversa dei posti splendidi, sia nel Padovano che nelle altre province. Bisogna valorizzarla tutta, ma solo se la facciamo tutta.
riusciamo ad avere quel tipo di sviluppo anche di turismo rurale, ma è chiaro che la pista così come è fatta sono 40 km, è la passeggiata domenicale dei padovani o dei trevigiani, non può richiamare turismo, non si capisce perché uno dalla Germania viene a fare 40 km a Curtarolo. Si capisce se invece viene a fare 110 km nella pianura padana, partendo da Treviso, arrivando a Mantova, arrivando a Ostiglia, prendendo un vaporetto, una barca e ritornando tramite Venezia e risalendo il Sile fino a Treviso, allora diventa un circuito turistico vendibile, spendibile, che può portare benefici economici alla regione. Però bisogna avere questa lungimiranza, altrimenti resta la gita domenicale.